Buongiorno a tutti, eccoci qua in Piazza Indipendenza a Terre Evolute, il quarto Festival della Bonifico. Oggi siamo nello spazio dedicato al Vegal e qui con noi c'è il dottor Giorgio Fregonese, che ringraziamo. Buongiorno. Allora Giorgio, iniziamo un po' a parlare di questo progetto, il VOI. In pratica si chiama VOI perché è Venezia Orientale Incontra. Quindi volevo chiederti cos'è il Vegal, di cosa si occupa e soprattutto cos'è questo progetto. Sì, allora il Vegal è un'agenzia di servizi. Nasce nel 1995 come GAL, che è l'acronimo di Gruppo di Azione Locale, e che era uno strumento pensato dalla Comunità Europea per gestire i finanziamenti leader, che prevedono una forma di partenariato pubblico e privato, cioè in sostanza era un modo per gestire una serie di contributi comunitari sulla base di quelle che erano delle esigenze che venivano portate in evidenza dal territorio. Il GAL successivamente poi nel 2002, se non ricordo male, si è trasformato in agenzia di servizi, da gruppo di azione locale è diventata un'agenzia di servizi, e oggi vede la presenza fra i soci del Vegal dei 22 sindaci del Veneto orientale, dei 22 comuni del Veneto orientale e di enti rappresentanti delle imprese private, del mondo del lavoro, del mondo del commercio, dei diversi settori. Quello che è, come dire, la specificità di questo strumento è quello di maturare alcune decisioni in un confronto continuo e costante fra amministrazioni pubbliche e privati, rappresentanti dalle loro associazioni di categorie. È un'agenzia di servizi in quanto fornisce tutta una serie di strumenti alle amministrazioni pubbliche ma anche ai privati per poter intercettare meglio tutta una serie di contributi comunitari che sono mirati specificatamente su questo territorio. Questo è il Vegal. Grazie Giorgio. E invece il VOI, questo nuovo progetto che cerca di collegare un po' due mondi che spesso sono molto distanti tra loro, cioè il mondo dell'impresa e il mondo della scuola. Sì, allora abbiamo sempre in qualche modo collaborato con Terre Evolute e ci sembrava giusto quest'anno, proprio fedeli a quella che è la natura del Vegal, proporre uno spazio di incontro. Quello che dicevo prima, il Vegal è il momento di incontro fra amministrazioni pubbliche e imprese e privati, così l'abbiamo pensato anche fra studenti e mondo del lavoro, che a volte sono due mondi che fanno un po' fatica a parlarsi. E quindi pensavamo di dare il nostro contributo, siccome la finalità del Vegal è quello dello sviluppo di questo territorio, riteniamo fondamentale e prioritario che all'interno dello sviluppo del territorio un posto privilegiato lo debbano avere i giovani. E quindi l'incontro fra il mondo del lavoro e i giovani. Quindi Giorgio, tu ci hai detto che il Vegal è in pratica un organismo che aiuta a collegare il pubblico e il privato, quindi in questo caso ci aiuta a collegare la scuola e le imprese. Visto che voi rappresentate questo importante ruolo, come aiuteresti noi studenti per il mondo del lavoro? Cioè, il nostro territorio è un territorio molto ampio, caratterizzato da tutti i settori. Abbiamo il settore primario, il secondario, il terziario avanzato e che sono sempre in continua evoluzione. Quindi cosa vorresti dire a noi ragazzi per approcciarci al mondo del lavoro? Anche cosa vogliono i nuovi imprenditori? Se posso, credo che non sia il modo più corretto per impostare la questione, non tanto cosa vi aspettate o cosa volete da voi giovani. Io credo che non esistono soluzioni semplici. Le soluzioni nascono da un confronto continuo e costante. Io ho il privilegio di essere presidente di questo Vegal per questo triennio, ho cominciato l'anno scorso, ma all'interno di questa carica io mi porto dietro un po' il mio, come dire, le mie esperienze, il mio vissuto, e io sono convinto che noi abbiamo sempre fatto in passato, abbiamo parlato dei giovani, abbiamo fatto dei progetti per i giovani, ma abbiamo parlato poco con i giovani. E l'idea di questo progetto, di questo spazio nasce proprio da questo. Non è tanto una questione di chiedere qualcosa a voi, ma di potersi confrontare, perché sono convinto che da un confronto noi possiamo mettere, noi dico la nostra generazione può mettere alcune cose, ma altrettanto potete fare voi e mettere
il vostro potete metterlo. Ed è da questo confronto che possono essere trovate delle soluzioni. Anche perché è un territorio molto particolare il nostro, con delle eccellenze in tutti i settori produttivi, sia il settore primario, secondario che terziario, e che molte volte non sono conosciute. Ci sono delle realtà sul nostro territorio che sono estremamente, come dire, importanti e innovative. Tanto è vero che noi come Vegal la cosa che abbiamo fatto è quella di avere la possibilità di mettersi, come dire, a confronto o di mettervi voi a confronto. Abbiamo scelto alcune fra le imprese che meglio rappresentano questo territorio e che nella lista, ad esempio per fatturato della provincia di Venezia, sono al top. Quindi con imprese che sono assolutamente delle eccellenze nel loro settore. Credo che non solo, e di questo ne sono convinto, che non solo le imprese possono dire a voi cosa vi si aspettano, ma anche voi possiate dire che cosa vi aspettate. Sta un po' nei termini delle cose. Noi facciamo dei progetti o proponiamo dei progetti la cui ricaduta non avviene domani, fra un anno, in cui il progetto si esplica e va a regime fra 5 anni, fra 10 anni, per cui inevitabilmente sono progetti le cui conseguenze coinvolgono voi. E secondo me è giusto che, ad esempio, su questi progetti avere un tavolo di confronto, potersi avere quantomeno uno scambio di opinioni e di aspettative sia quanto mai fondamentale, proprio perché sono progetti che riguarderanno le generazioni più giovani. Grazie Giorgio. Come ultima domanda volevo chiederti un po', fare una riflessione su questa pandemia. Questa pandemia, come sai benissimo, ha avuto esiti negativi un po' in tutti i settori, soprattutto in quello della scuola. Per molto tempo noi studenti non siamo andati a scuola, abbiamo continuato con le lezioni online, che all'inizio erano anche un po' quello che erano, perché comunque il nostro sistema scolastico non era pronto ad affrontare questo problema. Quindi volevo chiederti, secondo te quali sono le sfide che adesso la scuola deve affrontare con la nuova ripartenza e come le deve affrontare? Beh, insomma, fai domandine difficili, nel senso che io credo che dobbiamo tutti fare un passo indietro, perché un'esperienza come quella di questa pandemia ha azzerato certezze in voi come in noi, io parlo di diverse generazioni. Sta mettendo in discussione tutta una serie di modelli. È difficile, come dire, pensare a come superarla, nel senso che bisogna avere uno grosso sforzo di fantasia per poter far sì non di dimenticare quello che sono stato l'ultimo anno e mezzo, ma di tener conto di questo anno e mezzo nei rapporti personali e soprattutto anche nelle modalità di vita, di vivere. Parlare di questo significa parlare di formazione, significa parlare anche di stili di vita. Su questo credo che magari sembra avere poco a che fare con un fattore sanitario che è quello di un virus, però certi modelli di economia sostenibile oggi devono assolutamente avere la priorità. Credo che ci siano spazi di innovazione e credo che su questi voi possiate fare molto, nel senso che le grandi imprese sono molto attente e molto sensibili alle richieste dei consumatori. Pensatevi anche voi come consumatori che potete esplicitare delle preferenze su alcuni prodotti rispetto agli altri, se questi prodotti incarnano meglio quello che secondo voi potrebbe essere il concetto di economia sostenibile o di sviluppo sostenibile, che è una cosa che riguarda tutti, fra noi e voi. La scuola su questo credo che abbia un compito fondamentale. Ritengo che anche la scuola le soluzioni le possa trovare anche da esperienze come queste, da un confronto continuo con il mondo del lavoro, con il mondo del sociale, perché la scuola deve essere non solo formare culturalmente, ma preparare anche a tutti questi aspetti. Grazie Giorgio. Allora io ti saluto, ti ringrazio per questo tempo prezioso e saluto tutti. Io ringrazio voi e vi auguro davvero un buon lavoro e spero che questi momenti di incontro che avrete con le imprese siano formativi non per voi, solo per voi, ma anche per le imprese. Grazie Giorgio. Grazie.